Per me la scuola è molto importante e studio circa 1 ora e mezza, 2 ore al giorno. A soli 14 anni, tantissimi riconoscimenti. Buongiorno signora. Buongiorno. Parliamo di suo figlio. A questa età, quante soddisfazioni? Tante, ha raggiunto le graduatorie nazionali dei Giochi del Mediterraneo e quest'anno si è classificato primo presso l'Istituto Sciasciafermi. Come si arriva a questi risultati? Prima si fanno le prime prove e comunque via via una selezione fino ad arrivare alle prove nazionali. Ha sempre visto spiccate queste doti nella mente di suo figlio? Come l'ha visto crescere sotto il profilo formativo? Lui ha sempre avuto attitudini scientifico-matematiche, ha sempre dimostrato interesse e curiosità, ma è un ragazzino anche molto semplice. Quante ore studi e cosa rappresenta per te la scuola e lo studio? Per me la scuola è molto importante e studio circa 1 ora e mezza, 2 ore al giorno. Quando ha avuto questo riconoscimento, cosa ha provato e lui come ha vissuto tale momento? Noi come famiglia molto soddisfatti, lui è molto modesto, semplice, non è uno che si vanta, certo è stato contento anche lui. Parliamo dei giochi matematici, di come sono stati articolati queste prove, cosa hai fatto? Niente, quest'anno c'erano 16 domande a cui dovevo rispondere e in base al punteggio potevo passare alle fasi provinciali. Tra le domande più difficili te ne ricordi qualcuna? No, sinceramente non me ne ricordo domande. Erano di interesse generale, di cosa parlavano come tema? Di domande logiche, di geometria e di questi temi. Cosa augura a suo figlio? Di prendere una strada che lo renda felice. Ed oggi al liceo scientifico altri ulteriori riconoscimenti. Sì, oggi abbiamo appreso che è arrivato primo nella graduatoria d'istituto e questo ci fa felici. Qual è il tuo sogno nel cassetto per il futuro? Come mestiere non ho un sogno preciso, ma vorrei diventare un calciatore. Grazie. Un caro saluto da Sant'Agata Militello. I vostri nomi? Giusy. Paolo. Complimenti Paolo, complimenti signora Giusy. E alla prossima, arrivederci, grazie.